Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di partire con il video vi invito come sempre a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale, attivando la campanellina per restare sempre aggiornato con i video di Napoli e condividete questo video con i vostri amici e i vostri parenti. E famo, chiamo un gen bello questo Napoli questa sera, più combatto, un equilibrio che io volevo di questo Napoli, il 4-3-3, il Napoli che non subisce gol, ne fa due, potevano essere tre, il palo di Insigne. Ma che gol ha fatto Elmas? Ma sempre da un'azione che parte da Demme. Quanto è fondamentale Demme a centrocampo, che gioca sia nel 4-2-3-1 oppure che gioca con il 4-3-3, perché è un giocatore che vede l'uomo partire. Come ha visto Elmas e dove gliel'ha messo il pallone, ha fatto un gol della Madonna. E vai Macedone, fatti capire niente, le fatte saltare in da frutta, le fatte saltare. Stasera Elmas si fatta a Macedone. Che gol di Elfis Mas, Mammaro Carmen. Poi il secondo gol entra Politano e glielo mette piano piano. Grande Politano che ogni volta che subentra ti fa la giocata, ti segna. Cioè, avere una riserva di lusso come Politano. Comunque è tutto un altro Napoli, ragazzi. Un Napoli che oggi è più attento. Poi quando si ripartiva abbiamo creato sempre occasioni. Sì, abbiamo sofferto in qualche circostanza il Parma, ma il Napoli è stato molto più equilibrato con un 4-3-3, perché il Napoli aveva tre centrocampisti rispetto a due e se la giocava di più con il centrocampo del Parma. Quando giocava con il 4-2-3-1 invece il Napoli veniva facilmente saltato a centrocampo e poi il Parma si ritrovava con quattro centrocampisti a tu per tu con la difesa e il Napoli andava in difficoltà. Così avevamo più copertura e il Napoli recuperava il pallone e ripartiva bene con Demme che sapeva smistare il pallone sulle fasce. In velocità facevamo male al Parma. Con Insigne un palo, Lozano che ha fatto un bel tiro è andato vicino al gol. Insomma, poi Politano ha segnato. Infatti i gol sono arrivati da Politano che è in esterno e da Elmas che si è inserito in mezzo alla difesa, ha fatto un grande gol. Comunque grande Napoli, e questo è il Napoli che vogliamo tutti quanti noi tifosi, e ci auguriamo che non sia la prima vittoria questa qui, ma che sia una delle tante, che il Napoli abbia continuità da questa vittoria qui, perché al Napoli manca la continuità. Oggi abbiamo visto una buona prestazione da parte di tutti, anche se ogni tanto qualche sbavatura c'è stata, ma oggi bene. Bakayoko, ecco, quando è andato l'ho visto sempre un po' che gli pesa Umaz, se ne va piano piano, passeggia, trotterella al mezzo al campo, escite da sto suono, Bakayoko. La cosa positiva è che abbiamo segnato, abbiamo vinto la partita, ma ancora di più è che non abbiamo subito gol. Questo ti fa capire quando il Napoli ha più equilibrio fra difesa e centrocampo giocando con un 4-3-3. E voi dite, ma che c'entra il 4-3-3? È questione di testa? Sì, è anche questione di testa, ma secondo me la formazione ideale per questo Napoli è il 4-3-3, perché il Napoli quando gioca con questo 4-3-3 veramente è più concentrato e più combatto, perché il Napoli così è più squadra. E niente, fatemi sapere la vostra nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto e che aspettate, iscrivetevi al canale di Napoli l'87. E caro amico parmense, volevi vincere proprio oggi che sei ultimo in classifica? No, non sei ultimo, ma quasi ci manca, sei in zona retrocessione. Volevi vincere proprio con Napoli e invece ti si piglia su due babà con il formaggio sopra, perché di casa tu ho il formaggio, eh? Il babà con un po' di formaggio dentro. E buona serata a tutti amici, da Napoli l'87 e come sempre voglio forza Napolese.